Ciao ragazzi. Ciao Matteo, ciao. Vedo poca gente qua ragazzi. Sì, poca. Dove siamo finiti? Finiti siamo andati tutti a Mestre, vanno tutti a Mestre. Venezia non è più una città per i veneziani. Adesso per la strada non trovo più nessuno, sono tutti emigrati nel continente. Venezia è stata la seconda città più popolosa d'Europa nel Medioevo, ora da pochi giorni siamo andati sotto i 50.000 abitanti. Negli ultimi decenni il turismo di massa ha dato, diciamo, il colpo di grazia. I proprietari di case preferiscono dare in affitto ai turisti perché giustamente ci guadagnano e quindi un veneziano che vuole abitare qui non c'è nessuna possibilità di prendere una casa in affitto perché non ce ne sono. E quindi un giovane a Venezia va fuori perché qui trova solo dei lavori poco qualificati. Portiere, cameriere, gondoliere, motoscafista, basta, non c'è altro da fare qua. Infatti della mia classe delle elementari, su 20 ragazzini sono l'unico rimasto, sono tutti fuori. Ciao Matteo, Ciao Sara. come va? Sono in cerca di fare un duplicato di chiavi per il mio magazzino, ma sono costretto ad andare in terraferma perché qua non le fa nessuno. Ormai sono abituati ad andare in terraferma per ogni roba. Qualsiasi roba mi serve. Sartoria, se serve qualcosa più cutei. Purtroppo Venezia questo adesso. Vivere a Venezia è molto bello perché qui si vive bene. Noi viviamo in un mondo dorato, senza macchine, senza traffico. Vorrei che fosse noto il fatto che qui si vive bene e che se fosse data la possibilità alle persone di abitarci, sarebbe bello ripopolarla. Professor Rosina,